Allora, in estrema sintesi, cercando un po' di nuovo modo di fare anche banca, quale potrà essere? Beh, le banche diventeranno dovranno un po' specializzarsi, no? Diventeranno delle zone, aree di consulenza per le imprese, ecco. Quindi le imprese avranno un loro referente, anche perché le banche poi, a differenza del passato, dove era, tra virgolette, primaria la conoscenza del direttore, che conosceva il territorio, che restava nella filiale per tanti anni, quindi conosceva bene il tessuto sociale, produttivo della zona, sapeva, insomma, l'azienda se andava bene, se andava male, quanti dipendenti, perché ci viveva. Adesso i direttori filiali cambiano continuamente, per cui sostanzialmente non c'è più una figura di riferimento che presidia il territorio. No. Allora si creano delle matrici. Le matrici cosa sono? Delle tabelle che si riempiono di dati, sono il fatturato delle imprese, i dipendenti, il settore merceologico, una banca dà prestiti in funzione di quello che fai, dei tuoi bilanci e del tuo business. Se i tuoi bilanci sono buoni, se il fatturato cresce e se il business che tu fai è un business che le banche pensano sia un business a prospettive positive, non solo ti danno soldi, ma cercano di dartene anche più di quelli che tu abbia bisogno, ti trattano bene a livello di condizioni e quant'altro. Invece se presidi un settore che le banche considerano, vedi tra virgolette immobiliare, un settore in crisi che non ha più potenzialità di crescita, magari la tua azienda anni che non fa utili o addirittura in perdita, non solo fa fatica a darti soldi, ma cerca di scoraggiarti, non te li dà. Esatto, ecco, nasce, ma le banche non danno più soldi. È vero, le banche non danno soldi, siccome partecipano del tuo business, lo fanno a ragion veduta. Poi possiamo essere tutti critici e dire tutto quello che vogliamo, ma funziona così. Poi tu come azienda hai un rating, vuol dire che se tu sei un bilancio a posto, utili, non hai mai avuto problemi in altre situazioni di credito e quant'altro, un rating molto alto. Allora le banche su questi clienti a rating molto alto si fa concorrenza. Ricordiamo che Fiat, l'avvocato Agnelli, alla fine di ogni anno, negli anni 70, si faceva il giro delle banche, ma non si faceva il giro delle banche per sentire non per sentire, e dettava le sue condizioni. Se tu vuoi lavorare con me, banca popolare, mi devi fare questo tasso. Ed era il famoso tasso Fiat, che era il tasso prime meno qualcosa, non più, meno qualcosa, il famoso tasso Fiat. Nelle stesse condizioni, posso dire, sono le imprese che vanno bene, le imprese che vanno molto bene, ce ne sono nel nostro territorio, ancora oggi, non dico che dettano le condizioni alle banche, ma comunque a queste aziende le banche fanno delle condizioni molto molto buone, molto competitive. Ecco. E queste sono le banche, tra virgolette, per le imprese. Poi sono le banche per le famiglie, cioè la divisione famiglie, quelli che si occupano del tuo conto corrente, del tuo piccolo risparmio, del tuo piano di accumulo, quello che cercano anche di creare consapevolezza, cultura finanziaria, di farti capire che il risparmio è una cosa importante perché domani dovrai vivere con la pensione e con qualcosa che dovrai tirarti fuori dal risparmio accumulato negli anni. Questo si chiama, un termine molto abusato, pianificazione finanziaria, ma non altro che dare degli obiettivi alla tua azione di risparmio. Seguire quindi da vicino il cliente, questo è importantissimo. E poi per le famiglie che hanno patrimoni importanti, passaggio generazionali, forme di protezione e tutela del patrimonio, trust, fiduciari, e la cosa, quindi a ognuno il suo, questa è la banca che c'è già adesso ma che si caratterizzerà sempre di più negli anni a venire. Perfetto. Invece le aziende dove rischiamo di arrivare alla luce di questi cambiamenti importanti? Credo che così come le banche si andrà verso una digitalizzazione, digital bank, termine oggi molto di moda, ma di fatto è così, con sempre meno sportelli, lo stesso le aziende dovranno necessariamente, e chi l'ha fatto ha già vinto o sta vincendo, digitalizzarsi e capire che le dinamiche economiche sono già cambiate con una velocità tale che è una velocità completamente diversa da quella di una volta. Una volta i cicli economici erano a 10 anni, a 5 anni, adesso sono a 1 anno, 6 mesi, e oggi di fatto si assiste a una totale
disintermediazione del servizio. Laddove, faccio l'esempio di Amazon, ha sostanzialmente o sta spazzando via tutti i negozi di retail e addirittura adesso sta aggredendo la grande distribuzione. Voi sapete che Amazon sta uscendo con dei prodotti marchiati Amazon, per esempio i pannolini, e quando l'ho saputo ho avuto un brivido, non ho comprato i pannolini, però una figlia anche già ormai a 5 anni e mezzo non li usa più, però i pannolini marchiati Amazon sono più venduti dei pannolini Pampers, per dire, ecco, una di quelle che è molto nota. E Amazon oggi sta aggredendo tutti i settori, addirittura i supermercati adesso stanno subiranno in Italia la concorrenza di Amazon per la vendita dei prodotti, e mi dicevano che vuole addirittura inserirsi nel mercato del fresco, dei prodotti che è quasi si considerava quasi impossibile. Questo cosa comporterà? Questo comporterà nel giro di pochi anni un venir meno, si calcola, di circa un 30% di negozi retail tipici. Dal punto di vista più generale, retail vuol dire quelli che conosciamo ordinari, i negozi che vendono ai clienti, non ha familiarità, diciamo, con questi termini. E dal lato più generale, essendoci una disintermediazione, dunque un saltare gli intermediari, prima si faceva l'esempio delle auto elettriche vendute direttamente online, dunque saltando i concessionari. Alla luce di questo, chi oggi fa questo tipo di lavoro, secondo me dovrà fare l'intermediario in vari settori, dovrà riposizionarsi per cercare di vendere utilizzando la rete, inevitabilmente. Poi le modalità pratiche nel far questo, allora lì le cose si complicano, esatto. Però è inevitabile pensare che il futuro, o meglio il presente, è digitale. Prima dicevo, tra le prime 6 aziende, 5 sono aziende sostanzialmente digitali del mondo per capitalizzazione, dunque è evidente che la strada ormai è già tracciata. E in Italia siamo molto lontani, perché è un panorama economico di piccole e medie imprese, soprattutto per lo più poco digitali, tant'è che il programma Industria 4.0, che è un programma secondo me molto ben fatto e molto intelligente, punta sostanzialmente alla digitalizzazione delle aziende italiane, per colmare questo gap che abbiamo nel nostro paese. No, ma c'è anche un aspetto che diventa l'acquisto digitale dal momento in cui, questo ancora più soprattutto per l'italiano, c'è il vantaggio. Se il margine di vantaggio è minimo, predomina un altro tipo di acquisto, ovviamente. Ci deve essere il vantaggio. Invece adesso tante volte, ormai fatti i conti, soprattutto non so come mai, ma più passa il tempo, tanti prodotti anche di firma di marca o sono passati e quindi vabbè li compri vantaggiosi, se no alla fine il prezzo si equivale. Lo sconto che ti fa il venditore, il retail, equivale poi al prezzo di spedizione e quant'altro, quindi siamo ancora a un livello dove non c'è più dove non esiste ancora questa grande convenienza. C'è stata, adesso è venuta meno. Se non c'è una convenienza, tanto vale, uno va, tocca, prova, constata e acquista. C'è questo passaggio per cui anche l'acquisto del bene, almeno che non sia non recuperabile in immediato, che beni di cibo, lo compri digitale se è una convenienza, altrimenti che senso ha? Cioè, vai nella GDO e hai anche lo sconto. Questo sono d'accordo, anche perché io personalmente amo molto andare quando ho tempo nei negozi a comprare, toccare, vedere le cose, però bisogna tenere presente che per esempio Yux, giusto per fare un nome, che è un'azienda italiana che oggi capitalizza 2 miliardi ed è considerato un fenomeno perché è stata una delle prime a capire il processo verso il digitale, ed è tutto sommato un'azienda molto recente, quotata in borsa, ma recentemente creata, insomma, mi pare del 2002 o circa intorno agli anni 2000. Comunque Yux dà la possibilità di ricevere il prodotto, provarlo e restituirlo gratis. E come Yux ormai questo è un modello di business che si sta sviluppando. Dunque l'impressione è che sia un po' fermare il vento con le mani, quello di pretendere di opporsi a questa digitalizzazione che pervade l'economia. Ecco, questo
questo è un dato di fatto. Allora siamo verso la conclusione, se non erro, quindi il tempo vola, è bene fare un po', tirare un po' di questi nuovi scenari. I mercati emergenti, ne abbiamo accennato prima, quindi Dubai da un lato, che comunque sta puntando, e la Cina dall'altro. Saranno dei competitor sempre importanti da temere oppure no? Domanda per tutti e due. Certo tra i miei clienti c'è chi fa l'imprenditore, no? Così facciamo una sintesi anche dell'aspetto produzione, mercati emergenti e quant'altro. Uno di quelli che ha delocalizzato, lavora nel tessile, negli anni ha delocalizzato prima in Romania, poi in Tunisia. I loro avversari, ecco, utilizzando una parola italiana, è ovviamente la Cina. La Cina si è ritirata in maniera percepibile dalla manifattura, cioè concentrandosi sulla produzione per consumi interni ha mollato un po' la presa e quindi molta produzione è ritornata all'ovile. Ecco. Fatto salvo che comunque la qualità che noi garantiamo, quella del materiale, è superiore a qualsiasi produzione ancora adesso cinese, mentre sulla manifattura, cioè sul come fare le cose, lo sono buoni, sul materiale in sé il Made in Italy prevale. Sull'aspetto della digitalizzazione di tutto, in realtà noi alla fine arriviamo a un concetto laddove la personalizzazione è un valore, sceglierai sempre la personalizzazione, perché tra una giacca che ti sta bene e una giacca che non ti sta bene spendi un po' di più, ma vai a farla dove ti sta bene. Fra un commesso e una commessa che ti sorridono, dico sempre, siamo esseri umani. Come nel nostro settore, il RoboAdvisor, sì, il RoboAdvisor è un algoritmo, sono algoritmi molto evoluti che ti dà alcune indicazioni di scenario, diciamo noi, cioè ti fanno capire come potrebbero andare le cose, poi il vestito su misura lo devi far tu. Certo. Perché le previsioni del tempo, ok, basta una semplice app e sai più o meno con una buona approssimazione se preverrai a fare bel tempo. Però il weekend poi te lo devi organizzare tu, quindi sulla personalizzazione vedi le agenzie di viaggi molto personalizzate, la spesa portata a casa, laddove la tecnologia ti aiuta in alcuni ambiti, ecco che la personalizzazione rende il servizio complessivamente superiore, ma serve anche quella. Certo, una battuta di chiusura perché siamo proprio in chiusura, avvocato. Abbiamo molti problemi, però abbiamo anche le capacità per risolverli. Io personalmente credo molto nell'Italia, l'italiano medio spicca sempre nel mondo per innovazione, per intelligenza. Bisogna fare squadra, bisogna fare squadra e avere un progetto anche industriale di lungo respiro e non a brevissimo dettato dalle contingenze elettorali del momento. E questa è un'altra cosa importantissima. Però le capacità le abbiamo. E Dubai da temere? Dubai, il discorso è lungo, ma al limite Dubai si è sviluppata negli ultimi anni in maniera esponenziale, puntando a una tassazione sostanzialmente a zero, esatto, che adesso però sta cambiando per le aziende soprattutto, e a diventare un centro di servizi d'eccellenza per tutta l'Asia, la parte dell'Africa e sostanzialmente oggi per tutto il mondo. E Dubai è una realtà sicuramente da temere in alcuni ambiti, tra l'altro loro non hanno petrolio, stanno sviluppando nel turismo anche di alta qualità, però noi italiani probabilmente è un modello che per quanto riguarda il turismo potremmo seguire, quello di Dubai, cioè, perché noi siamo il paese più bello del mondo, c'è poco da fare. Bisogna impegnarsi, benissimo. Abbiamo molto grazie di più rispetto a Dubai. Grazie a entrambi di essere stati qui con noi, grazie a voi di averci seguito, appuntamento naturalmente come sempre a domani, grazie. Arrivederci.